Come ci ha ricordato il nostro jingle, i cavalli sono in partenza per la terza corsa, confronto per anziani di categoria BC, sono in 6 al via in una prova in cui ci sono 4 cavalli molto seguiti, prova di ottima qualità. I favori in questo momento sono per Eloida, Marco Stefani. Start in movimento, all'1 Billy Pan Marcello Di Nicola, 2 Defender Griff Roberto Vecchione, 3 Destino DJ Francesco Facci, 4 Eloida Marco Stefani, 5 Catwalk Pink Andrea Farolfi, 6 Jessica Pass Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Start raccoglie i concorrenti lungo la curva di sinistra, non tocca l'ala dal 6 Jessica Pass, arrivano lanciati Billy Pan e Defender Griff. Si ritrae anche Catwalk Pink. Sono partiti con veloce Destino DJ a cercare di prendere la testa, al suo interno però c'è Billy Pan che per il momento replica e sulla prima curva Billy Pan è al comando, di fuori Destino DJ che insiste, in terza posizione Eloida che sta fuori dallo strappo precedendo Defender Griff, quindi Catwalk Pink e Jessica Pass, insiste e passa dopo 200 metri severissimi in 13,6 Destino DJ che è ora in vantaggio nei confronti di Billy Pan, in terza posizione Eloida che precede Defender Griff, poi Catwalk Pink e Jessica Pass, 28,4 i primi 400 metri e viene subito di fuori Eloida che una volta raggiunta la coppia al comando si scopre e fa pesare subito lo strappo iniziale a Destino DJ arrivandogli a destra dopo 600 metri in 44,8, una frazione di rifiato per Destino DJ ma Eloida è già lì. Billy Pan rimane secondo alla corda mentre Defender Griff va a fare la seconda pariglia esterna anticipando le mosse di Catwalk Pink, ultima di dentro è Jessica Pass. 58,6 per i primi 800 metri di corsa, 3 pariglie ad affrontare la curva di destra con sempre Destino DJ all'avanguardia, di fuori Eloida che lavora sul passo trascinandosi Defender Griff, secondo la corda è Billy Pan, sempre avanti a Jessica Pass e Catwalk Pink, 1:13,2 il chilometro iniziale da parte di Destino DJ ed Eloida, sempre in coppia, sempre apparecchiati a 400 dalla conclusione, retta opposta alle tribune in 14, insiste Eloida, si difende Destino DJ, a contatto c'è Billy Pan mentre perde qualche battuta Defender Griff, a metà dell'ultima curva Destino DJ ribatte colpo su colpo a Eloida che prova a tornare ancora. Di dentro c'è Billy Pan, Destino DJ in vantaggio, Billy Pan che prova a infilare l'open stretch, Destino DJ ha sempre quella lunghezza da gestire nei confronti del resto del gruppo, Billy Pan di dentro ma è Destino DJ a venire a vincere su Billy Pan, al terzo senza correre Jessica Pass 1:12,8, 29,1 gli ultimi 4, il rientro vincente di Destino DJ. Francesco Facci per Eric Bondo e i colori della scuderia Horse Breeding. Successo cost to cost praticamente di Destino DJ che deve faticare e tanto per passare su Billy Pan ma poi si mantiene in netto vantaggio. Billy Pan è secondo, Jessica Pass al terzo.